Buonasera e ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3, un buon lunedì di Pasquetta. In primo piano parliamo di lavoro e di natalità, parliamo dell'inverno demografico. È una piaga che più volte abbiamo affrontato nella nostra regione come tema, è un tema che diventa sempre più allarmante guardando i dati. In particolare nel prossimo servizio parliamo di Padova, dove si stima che entro il 2027 ci saranno 50.000 lavoratori in meno e nel 2041 ne mancheranno 100.000. Si chiede allora una strategia urgente per garantire il ricambio nelle aziende. A Padova la popolazione in età lavorativa conta quasi 595.000 persone, pari al 63,9% del totale, ma secondo uno studio di Fabbrica Padova del centro studi di Confapi si è calcolato che in meno di 20 anni scenderà di circa 99.300 unità. Una popolazione sempre più vecchia ha ovvie conseguenze anche sul mercato del lavoro. In Italia l'età media della popolazione è attualmente di 48,3 anni, è la più elevata tra i paesi dell'Unione Europea e si prevede salirà fino al 51,6 anni nel 2050. L'età dei lavoratori aumenta, ma quello che diminuisce è il loro numero. Questo è il problema, perché con l'aumentare dell'età diminuisce il numero. Quindi già oggi noi abbiamo dei grossi problemi, tutta l'organizzazione ha dei grossi problemi perché mancano parecchi posti di lavoro. Nel 2027, dal calcolo che abbiamo fatto, nella provincia di Padova mancheranno 50.000 lavoratori, nel 2041 mancheranno 100.000 lavoratori, che non sono solo lavoratori, sono proprio persone, perché diminuisce il numero degli abitanti. Questo è il vero problema. C'è una crisi demografica molto importante, non è controbilanciata a sufficienza dall'immigrazione. La società invecchia e il rischio è che verranno a mancare persone da impiegare e i servizi. Nei prossimi 20 anni si ridurrà del 16% la percentuale della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, mentre dovrebbe crescere di quasi 1 milione di unità la popolazione tra i 65 e i 69 anni, più 27,8%. Questa fascia d'età, per effetto dello spostamento in avanti dell'età attiva e di pensionamento, sarà sempre più presente nel mercato del lavoro, con conseguenze dirette sull'impiego di capitale umano e la disponibilità di competenze, specie di tipo digitale. In realtà la mancanza di lavoratori è trasversale, dai lavori più semplici, almeno apparentemente, a quelli più sofisticati. Ci sono meno persone che sono pronte a ricoprire certi ruoli, e questo è il vero problema. Confapi Padova chiede dunque che venga rivista la strategia per garantire il ricambio generazionale, garantendo la formazione dei lavoratori. E dobbiamo affrontarlo come? Garantendo una maggiore possibilità di accesso al lavoro, cioè le persone ci sono, ma molte sono donne, per esempio, e per le donne purtroppo non ci sono strutture sociali che consentano l'ingresso al lavoro. Bisogna che i giovani siano formati in modo da poter lavorare, ma anche che i lavori siano pronti a ricevere i giovani che hanno una mentalità diversa, e bisogna anche che l'immigrazione controllata, valutata e organizzata vada a ricoprire quei ruoli lavorativi che mancano. E a proposito di questo, a Vicenza è stato attivato il primo percorso per favorire l'inserimento socio-lavorativo nelle imprese vicentine di richiedenti asilo e rifugiati. Arrivano dalla Sierra Leone, dal Mali, dalla Nigeria, ma anche dall'Ucraina. Sono i primi 12 richiedenti asilo e titolari di protezione speciale internazionale che partecipano al primo percorso di formazione per apprendere nozioni sulle lavorazioni meccaniche e sull'assemblaggio, al termine del quale è previsto uno stage professionalizzante nelle aziende del territorio. Aziende vicentine che fanno i conti con la carenza di manodopera, con la crisi demografica del territorio e che vedono nell'accoglienza un'opportunità. Una recente indagine ci dice che dal 2022 al 2027 tra ingressi e uscite perderemo circa 11.000 posti di lavoro. Quindi questo è un problema estremamente importante per le aziende manifatturiere. Sperimentazione suggellata da un protocollo tra Appindustria Confimi, Diaconia Onlus e la Prefettura di Vicenza, che coordina i centri di accoglienza straordinaria sui territori in cui sono al momento accolte 1.200 persone.
L'obiettivo è quello di ampliare il numero dei partecipanti al percorso formativo nell'ottica di renderli integrati e autonomi. Sappiamo che la forza lavoro è veramente strategica con i cantieri del PNRR, i cantieri della TAV, quindi i richiedenti asilo e i titolari di protezione costituiscono una risorsa strategica. Un'opportunità che richiede un complesso percorso di preparazione, accompagnamento e supporto ai partecipanti. Le problematiche più importanti che emergono sono quelle dell'attività, quelle della conoscenza della lingua italiana. Chiaramente quando si fa la selezione delle persone da inviare presso questi corsi già si fa un lavoro per poter mandare i corsi di formazione alle persone che poi possano effettivamente inserirsi in azienda. Ed ora parliamo del porto di Venezia, ma non solo, anche quello di Chioggia, che stanno disegnando il loro futuro. Sentiamo quali sono le priorità. Punto di svolta per il porto di Venezia. È il momento infatti di decidere scelte e strategie per il domani, avere una visione che lo proietti nel futuro, un futuro inserito nell'economia globale e nelle dinamiche internazionali. E due sono le strade su cui riaprire il dibattito con le istituzioni: il documento strategico di pianificazione di sistema, come è definito tecnicamente, e il piano regolatore portuale. Il mercato è cambiato, c'è da valorizzare il porto e l'area industriale che c'è dietro. Il piano regolatore di Venezia Centro Storico è del 1908, quello di Venezia Marghera è 1965, qualcosa del genere, quello di Chioggia è del 1983. È una situazione che ho trovato, su cui voglio lavorare, su cui c'è una grande richiesta da parte del territorio. Deve essere fatta attraverso un percorso veloce ma attento di analisi di dove sta andando il mercato e di come noi dobbiamo potenziare il porto del Veneto. C'è poi il progetto Channeling per gli scavi concordati con l'Unione Europea, perché da fare non in un porto normale ma a Venezia, ovvero scavi all'interno della laguna, che sono tutta un'altra cosa. Il progetto Channeling ci ha consentito di identificare l'intervento minimo dell'uomo, e quindi in termini di intervento chirurgico sui fondali, e siamo andati anche a studiare qual è l'impatto delle navi sulla propagazione del motondoso e sulle barene. Quindi è uno studio che ci consente di garantire la sicurezza della navigazione, tra l'altro con misure che già sono state adottate dalla Capitaneria, ma a garantire anche l'accesso al nostro porto, che è un porto che vive e che continua a vivere. C'è poi la questione fanghi, con la creazione di un'isola per raccoglierli. La nuova isola per il conferimento dei fanghi è una cosa che abbiamo pubblicato come commissario, è una cosa che serve alla città, perché i fanghi che vengono dragati per andare all'ospedale, che vengono dragati dal provveditore, ma anche che vengono dragati dal commissario, hanno per legge necessario di essere conferiti in un sito che non è rifiuto, non è tossico. Chi dice che nella nuova isola vanno rifiuti tossici ignora la norma. L'ambiente infatti è prioritario per il porto e l'attenzione all'ambiente è all'interno di ogni progetto e di ogni opera in programma. Adesso la sanità, parliamo di controlli alimentari per garantire la sicurezza dei consumatori. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie attiva un portale con tutte le informazioni per non correre rischi. Più di 800 controlli al giorno per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori del Triveneto. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro nel 2023 ha eseguito 289.714 controlli lungo tutta la filiera di produzione delle materie prime fino alla distribuzione, dal campo alla tavola. Noi ci occupiamo innanzitutto dei mangimi per gli animali, proprio perché appunto se gli animali sono sani e vivono in una situazione di benessere, poi gli alimenti derivati saranno sani. E poi via via lungo tutta la filiera sugli alimenti sia di origine animale che di origine vegetale. Facciamo tantissime analisi, sono circa 290.000 all'anno, quindi 800 analisi al giorno sugli alimenti appunto sia di origine animale che di origine vegetale per quanto riguarda i rischi microbiologici, in particolare i batteri o anche tutte le contaminazioni di origine chimica. I dati sono stati presentati a Padova durante il convegno Dire Fare Alimentare, sotto la lente del microscopio gli alimenti di origine animale e anche i vegetali. La sicurezza alimentare in un'ottica di approccio One Health che parte dalla salute animale per arrivare a quella umana è un tema centrale dell'azione dell'Istituto Zooprofilattico.
ormai la maggior parte dei rischi alimentari legati ad esempio alla ristorazione collettiva, al catering, ai grandi eventi sono nettamente diminuiti, proprio perché c'è tutto un sistema di controlli che garantisce che gli alimenti che arrivano, diciamo, nel settore commerciale sono sani, ma poi c'è qualcosa che succede invece nelle case delle persone ed è dimostrato che una parte dei rischi alimentari sono legati proprio alle cattive pratiche, diciamo, a livello domestico, e quindi su questo tipo di rischi bisogna lavorare con la comunicazione e con l'informazione. Importante la comunicazione, e con il progetto www.rischialimentari.it è stato anche attivato il portale che offre la possibilità di consultare in maniera rapida le informazioni essenziali da conoscere sui rischi per la salute connessi al consumo di alimenti. Il consumatore italiano, in linea poi con il consumatore europeo, è molto preoccupato rispetto al rischio chimico negli alimenti, cioè la presenza di sostanze chimiche nocive negli alimenti, piuttosto che alla presenza di patogeni o microbatteri, o al rischio fisico, quindi alla presenza di elementi esterni all'alimento. Il rischio chimico spaventa, associano l'espressione rischio alimentare proprio alla contaminazione dell'alimento. Ancora la sanità, parliamo però della dislessia, che si può combattere anche, pensate, con i videogiochi d'azione. A dimostrarlo una ricerca di un team dell'Università di Padova che ha realizzato un test su 120 bambini. Spesso vengono mal considerati dai genitori che li vietano ai figli, ma uno studio recente che ha unito l'Università di Padova con i ricercatori di Bergamo, Pavia, Milano, Varese, Lecco e Parigi ha messo in luce come i videogiochi d'azione possono avere un ruolo chiave nella risoluzione delle difficoltà nella percezione dei suoni del linguaggio, principale causa della dislessia evolutiva. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science of Learning del gruppo Nature. È da un po' di anni che stiamo studiando l'effetto di questi videogiochi sullo sviluppo dei bambini. Avevamo già dimostrato un effetto sui bambini dislessici con un aumento della velocità di lettura e anche miglioramento delle capacità attentive. Questa volta siamo riusciti a intervenire prima e a lavorare anche sui circuiti più uditivi fonologici. E abbiamo capito che il videogioco, come tutti i giochi, hanno un effetto molto potente sullo sviluppo dei bambini. In questo caso il videogioco riesce a aumentare la velocità di elaborazione anche dei suoni, permettendo di superare uno degli scogli più grandi per quando si deve imparare a leggere. Sebbene giocare sia considerato indispensabile per lo sviluppo cognitivo, sensomotorio e sociale di un bambino, c'è ancora una certa resistenza nel pensare che un simile ruolo possa essere svolto anche dagli attuali videogiochi. Diversi studi hanno però dimostrato che nei bambini con dislessia la velocità di lettura può migliorare in seguito a un trattamento riabilitativo con videogiochi commerciali che stimolano le abilità attentive. Un miglioramento dell'attenzione infatti risulta indispensabile per leggere le lettere. È una tecnologia, c'è, e la cosa più intelligente è quella di farlo nostro valido alleato. Quindi i bambini, noi abbiamo visto durante le nostre sessioni di trattamento, si divertivano, erano in gruppetti di 4, 5, 6 bambini, quindi anche tra di loro formavano un bel gruppo, ed era fondamentale ovviamente la presenza dello sperimentatore, in modo tale anche da stimolare il bambino quando era in difficoltà in alcuni momenti del gioco. Ai genitori mi sento di dire che se il bambino mostra interesse verso i videogiochi, non demonizzare completamente, scegliere videogiochi giusti con le giuste modalità anche di somministrazione, se così vogliamo dire, per farli giocare coi giochi giusti e nelle giuste quantità. Questo studio di prevenzione ha coinvolto 120 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Un sottogruppo presentava difficoltà nei prerequisiti della lettoscrittura e quindi erano a rischio per una futura dislessia. Lo studio dimostra che con solo 20 sessioni di gioco con un videogioco d'azione da 45 minuti ciascuna si annullano specificatamente i disturbi nella percezione dei fonemi. Visite mediche sospese è un'iniziativa particolare per i più bisognosi a Mestre. Dopo il caffè sospesa inventato a Napoli, a Mestre la visita medica sospesa, cioè completamente gratuita. Ad offrirla ai più bisognosi l'associazione AIED di via Mestrina. Già una quarantina quelle erogate dall'avvio del progetto, decollato a ridosso dell'arrivo del Covid, era il 16 febbraio 2021.
Diamo la possibilità a tutte le persone che per qualche motivo hanno delle difficoltà economiche di fare comunque la visita, perché la visita spetta a tutta la collettività, attraverso una donazioni che altre socio fanno spontaneamente, in modo che quando arrivano hanno la possibilità anche le persone che non riescono per qualche motivo a non fare la visita regolarmente, a farla tramite questo cosiddetto, come per dire, caffè sospeso, dato dalle donazioni delle socie che liberamente, senza un importo preciso, lasciano una quota. Ambulatori specialistici, una palestra e uno spazio dedicato ai corsi per genitori, anche con i papà e i figli neonati. A individuare soggetti fragili aventi diritto, le operatrici nel tam tam e nel dialogo anche con la rete del sociale del territorio, ovvero enti, consultori ed emergency stessa. Ecco per quali prestazioni specialistiche riservate in particolare alle donne e ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni. Quindi visita ginecologica, ecografie, cose così, però un po' tutti anche gli altri settori, settore psicologico, gli psicologi, l'ostetriche, queste cose qui, è un po' per tutti, diciamo. L'associazione, oltre al contributo regionale di poco più di 10.000 euro annuali, vive grazie ai proventi e donazioni dei soci. Per quanto attiene al servizio della visita medica sospesa, ognuno versa quanto può e vuole. Ci sarebbe bisogno di più, perché comunque ne abbiamo tanto bisogno, però noi ci accontentiamo e comunque è una cosa che deve venire soprattutto dal cuore. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci con il telegiornale del Veneto, parliamo di uno dei simboli della Pasqua, le campane, e nel triduo pasquale hanno una funzione particolare. Sentiamo di cosa si tratta andando a Vicenza. Campane a festa, uno dei simboli più rappresentativi della Pasqua, ma non tutti sanno che a Pasqua non si dice tanto che suonano le campane, ma che si sciolgono le campane, e il motivo ce lo spiega proprio uno dei due campanologi, studioso ed esperto di campane sia dal punto di vista storico, sia della composizione, sia del suono, presenti in Italia, vicentino, ed è sempre appassionato di quella voce, la campana, che in questo periodo annuncia la gioia della resurrezione. Campane che restano in silenzio per 2 giorni, dal giovedì al sabato, e una volta, per evitare che il vento facesse oscillare i bronzi e le facesse rintoccare, se ne legavano le corde per poi scioglierle ad annunciare l'arrivo della Pasqua. Dalla messa in Cena Domini del giovedì sera, quindi giovedì santo, le campane suonano un'ultima volta. Le corde vengono fisicamente legate e da lì c'è un grande silenzio, un grande rispetto. Tutto il venerdì le campane sono mute, non suona niente, fermo completamente, e anche il sabato. Il sabato sera però alla messa, al Gloria, la resurrezione, le campane vengono liberate, quindi un senso di grande gioia. E poi la Pasqua, i cui protagonisti e traduttori dei messaggi di gioia in musica sono loro, i campanari, 2500 in tutto il Veneto. Nel Veneto siamo circa in 2000-2500, naturalmente la mattina di Pasqua c'è da assicurare il servizio in tutti i campanili, per cui una giornata dove si corre da un campanile all'altro e si danno questi grandi sensi di gioia, questi grandi segni di gioia. Adesso parliamo di turismo, un passaporto del viaggiatore con un premio per chi visiterà tutte e 34 le città murate del Veneto. Scrigni di storia, arte e cultura, ma anche di specialità enogastronomiche, con la cinta muraria a fare da Trédignon. Sono 34 le città murate del Veneto, piccoli gioielli che sempre più stanno incuriosendo i turisti viaggiatori. Da qui l'idea di un passaporto in cui sigillare il passaggio in ognuna di queste, come spiega Claudio Arzenton, presidente dell'Associazione Città Murate del Veneto, che dal 1997 le riunisce. È un progetto che nasce per fare rete tra noi, soprattutto tra le 34 città murate del Veneto. Il kit del viaggiatore si chiama Viaggio nel tempo. C'è una pochette corredata intanto di un fumetto dedicato ai più piccoli, perché attirando i più piccoli attiriamo anche tutta la famiglia, e contiene appunto un libretto a fumetti che illustra quelle che sono le peculiarità di ogni città murata, ma quello che secondo me è la parte più interessante è il passaporto del viaggiatore. È un libricino dove
dove vengono illustrate appunto con QR le peculiarità di ogni città murate, e chi viene in ogni città riceve un timbro da parte dell'ufficio turistico o del municipio, di un ufficio dedicato. Alla fine, quando avrà completato il giro, riceverà un super premio che può essere in maniera materiale un qualcosa del comune, oppure il diritto a partecipare a uno dei grandi eventi che le città murate fanno. Tra gli eventi la partita a scacchi di Marostico, il palio dei 10 comuni a Montagnana, da Asola a Bardolino, da Pieve di Cadore a Porto Gruaro. In ognuno dei 34 comuni il kit è a disposizione negli uffici turistici. Il tema è quello della solidarietà, perché è una passeggiata per la solidarietà, ma poi c'è la tradizione che ritorna e torna, la Suesò per i ponti. Siamo a Venezia, è la 44esima edizione. 44esima edizione della Suesò ai Ponti, un classico per Venezia, una passeggiata di solidarietà che il 14 aprile porterà migliaia di persone a invadere pacificamente la città più bella del mondo. Per scoprire anche quelli che sono i luoghi meno conosciuti. Un ringraziamento particolare va al TGS Group, alla Marina Militare, all'ammiraglio Petrone, per aver consentito assieme al porto di passare per zone normalmente interdette alla circolazione. L'Arsenale è uno dei fulcri di Venezia e questa volta si continuerà a passare di lì. 450 i volontari al servizio dei partecipanti, che saranno a numero chiuso. Sullo sfondo un progetto di solidarietà dei salesiani che sarà sostenuto anche dall'amministrazione. Quest'anno l'intera manifestazione è dedicata a Marco Polo, con il riconoscimento ufficiale del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del viaggiatore, ambasciatore e mercante della Repubblica di Venezia. Quest'anno attraversiamo alcune aree verdi che spesso sono sconosciute ai più, da Parco Savognan al Giardino Papadopoli. Entriamo ovviamente anche quest'anno nell'Arsenale di Venezia, entriamo nell'area portuale di Venezia. Diventano molti, sempre di più, i punti focali della manifestazione. Lo scopo è conoscere altre zone di Venezia che non siano la solita affollatissima Piazza San Marco. Ricordiamo che i percorsi sono due: il percorso completo che parte da Piazza San Marco e arriva a Piazza San Marco di 11,6 km per 38 ponti, e il percorso breve invece, ideale per le scolaresche, di 5,6 km per 28 ponti, che parte dal porto di Venezia e arriva anche questo in Piazza San Marco. Piazza San Marco sarà però il luogo delle premiazioni, e qui arriveranno tutte le scuole che partecipano al concorso Don Dino Berti. Aumentati anche i premi: 300 euro di buoni spesa per le scuole con almeno 100 partecipanti, 500 euro per le scuole che superano i 150 partecipanti. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, ancora buona Pasquetta a tutti. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a salire e il tempo migliora sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di martedì 2 aprile. Sul Veneto sarà decisamente soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, come ci mostra la grafica. Tuttavia non sono esclusi dei piovaschi in montagna e localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso fino a metà giornata avremo una residua variabilità, con qualche rovescio sparso in esaurimento, poi con il passare delle ore, quando avremo maggiori schiarite. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà possibile una nuvolosità irregolare ma con ampi tratti soleggiati. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.